Continuano gli incontri delle famiglie ex emigranti dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, volti a mantenere viva la storia dell'immigrazione bellunese. Una splendida giornata autunnale ha fatto da cornice, domenica 21 ottobre, a Cencenighe, all'assemblea annuale della famiglia ex emigranti dell'Agordino. Durante la Santa Messa, il parroco Don Giuseppe Bortolas ha sottolineato come lo spirito bellunese abbia portato onore alla provincia di Belluno in tutto il mondo. Inoltre ha voluto ricordare le decine di ragazzi che ogni anno vivono un'esperienza di volontariato nelle missioni in Sud America e in Africa. Anche questo è un modo di emigrare donando se stessi per il bene degli altri. La presidente della famiglia, Lucia Macutan, con grande commozione, ha letto la preghiera dell'emigrante e portato parole di ringraziamento verso tutti i soci del suo circolo, compreso il coro della parrocchia di Pieve di Livinallongo che ha brillantemente accompagnato la celebrazione. Presenti alla funzione religiosa il consigliere regionale Dario Bondi, i sindaci di Cencenighe, Gosaldo, San Tommaso, Rivamonte e Taibon. Non è mancata la presenza del vicepresidente ABM Rino Budel, del consigliere De Martin, del direttore Crepaz e delle famiglie ex emigranti Montepizzocco, Longaronese, Feltrino, Zoldo, Piave Belluno, assieme alla famiglia di Milano. La giornata è continuata con il pranzo sociale in cui sono intervenute le autorità locali di Cencenighe, San Tommaso Agordino e Rivamonte. Il presidente della comunità montana Agordina, Luca Lucchetta, ha ricordato come sia importante il ruolo dei gemellaggi per mantenere vivo il legame presente tra i bellunesi di Belluno e quelli del mondo. Inoltre ha voluto ricordare che a Jaraguá do Sul, Brasile, nel mese di dicembre verrà inaugurata una chiesetta alpina che prende i lineamenti delle tipiche chiese di montagna, un altro segnale concreto della bellunesità nel mondo. È intervenuto anche il presidente ABM Oscar De Bona che, oltre a ringraziare la famiglia ex emigranti dell'Agordino per le sue molteplici attività, ha voluto esprimere plauso per il suo predecessore Gioachino Bratti, persona di grandi capacità che ha dato molto per l'ABM. Inoltre ha lanciato una sottoscrizione per il restauro della chiesa di San Liberale a Sala, simbolo dell'immigrazione bellunese e punto di riferimento per l'associazione della bandiera dell'Oltrardo. Onore di casa anche all'Agordino Ruggero Tavarner, che ha ricevuto da parte della presidente Lucia Macutan e Oscar De Bona l'onorificenza della Regione Veneto per i suoi 30 anni di emigrazione a Lussemburgo. Un commosso ricordo anche al compianto segretario Franco Tomè. Presente anche il vicepresidente dell'Istituto Italiano di Cultura di Florianopolis, Brasile, Alvaro Bortolotto, che ha portato i suoi saluti invitando i tanti amici agordini ad andare a trovarlo nella sua città, orgoglioso e onorato di averli come ospiti. La festa è poi continuata in allegria tra piatti tipici bellunesi, balli e musica.